Buongiorno a voi, sono qui oggi per parlarvi del castello di Moncaglieri, residenza sabauda compresa nell'omonimo sito seriale che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1997 ed è composto da 22 edifici, di cui 11 nel centro di Torino e altrettanto invece sparsi per il Piemonte a formare la cosiddetta Corona di Delizie, e Moncaglieri è giusto uno di questi. Il castello dal 1948 è per la maggior parte destinato a caserma dei Carabinieri, ma i 3 appartamenti sabaudi, insieme alla cappella reale, che ancora avevano conservato le loro caratteristiche monumentali, sono da allora in consegna alla Soprintendenza ai Monumenti, nella vecchia dizione, secondo la vecchia denominazione, che in tempi e in fasi successive ne ha curato la manutenzione, i restauri e l'apertura al pubblico, seppur non continuativa. Perché proprio il castello di Moncaglieri? Perché uno degli ultimi volumi pubblicati dal Centro Studi Piemontesi sul finire dello scorso anno, decisamente poderoso come potete vedere, è appunto dedicato al castello sabaudo e al suo rapporto con la città. Faccio un passo indietro però, presentandomi. Sono un architetto che ha prestato servizio come funzionario presso la Soprintendenza Piemontese dal 1981 al 2017. Mi sono occupata nel corso di quegli anni della tutela monumentale di diverse aree piemontesi, progettando e dirigendo anche molti cantieri, per concludere poi la mia carriera ministeriale come direttore di Palazzo Reale dal 2013 al 2017. L'ultimo cantiere che mi è stato assegnato nel 2012 ha riguardato appunto il restauro dell'appartamento di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide, situato nella porzione destra del piano nobile del castello e che si estende anche nel torrione sud-est, purtroppo quello interessato dall'incendio dell'aprile 2008. A seguito di questo terribile evento sono stati stanziati dei fondi, oltre 4 milioni di euro, in parte dal Ministero per i Beni Culturali, in parte dalla Compagnia di San Paolo, destinati a un progetto di restauro generale che ha interessato molte parti del castello, tutte bisognose di intervento. Dal ripristino strutturale dei solai caduti all'adeguamento impiantistico e restauro di tutti gli spazi in consegna al Ministero e ancora al restauro dello scalone della cavallerizza, questi ultimi sono in consegna ai Carabinieri. Si è trattato in totale di ben 11 diversi cantieri, tutti progettati e diretti da funzionari della soprintendenza, su cui si sono distribuiti i fondi disponibili. Per quanto riguarda l'appartamento di Vittorio Emanuele e Maria Adelaide, si è trattato di un restauro decisamente impegnativo. Impegnativo perché l'incendio, che si è sviluppato per cause mai accertate nel sottotetto del torrione, aveva prodotto dei danni gravissimi anche al piano nobile, e tutte le stanze comprese nel torrione, sono ben 5 delle 12 che compongono l'appartamento reale, avevano subito la perdita del loro arredo fisso, di cui peraltro rimanevano comunque lacerti consistenti carbonizzati, e mobile e anche le volte, mentre gli ambienti della manica centrale avevano patito per fortuna soltanto qualche danno limitato nelle fasi di spegnimento dell'incendio. La scelta è stata quella di rispettare quanto rimasto dell'originale, anche se carbonizzato, impiegando delle tecniche innovative per il restauro e nella convinzione che una restituzione dov'era com'era, come si suol dire, degli ambienti persi, non avrebbe potuto in ogni caso essere percorsa senza smontare o demolire ciò che di autentico si era in qualche modo salvato dall'incendio. E peraltro non era certo opportuno lasciare a vista in modo così drammatico gli esiti dell'incendio, sia per il rispetto del bene, sia per consentire un giusto apprezzamento dell'intero appartamento, che aveva una parte del tutto conservata. Quindi l'unica strada che si poteva percorrere era quella di trovare un sistema di rivestimento delle pareti che potesse evocarne gli aspetti decorativi originali.
Impiegando una metodologia del tutto innovativa e mai prima sperimentata nel campo del restauro, sono stati allestiti su dei telai di acciaio indipendenti dalle pareti dei teli in PVC trasparente sui quali si sono riprodotte le caratteristiche decorative delle pareti e dei soffitti che erano andati persi. Attraverso un gioco di luci è stato possibile consentire la percezione delle pareti sottostanti restaurate o l'apprezzamento degli assetti preesistenti nella restituzione grafica dei teli. Questo grazie a una graduale alternanza di accensioni e spegnimenti. Una scelta che ci ha dato molte soddisfazioni, ma soprattutto che non ha pregiudicato in alcun modo la tutela di quanto è rimasto e che anzi stimola il visitatore a immaginare anche quelle stanze perdute come una continuità di ambienti, comunque definiti, in mezzo a un percorso museale che ancora porta dei tangibili segni di questa opera così innovativa che Domenico Ferri ha attuato e che è stata una precocissima risposta sabauda a quello stile Napoleon III appena apparso in Francia a metà Ottocento. Degli schermi touchscreen consentono anche di apprezzare fin nei minimi dettagli gli esiti del restauro conservativo intendo, e grazie a delle riprese fotografiche immersive effettuate prima dell'allestimento di tutto l'apparato evocativo. Le immagini sono poi integrate in un progetto di didattica interattiva che consente di vedere anche lo stato ante incendio con brevi commenti esplicativi. È una cosa abbastanza inusuale che insomma anche penso piacevole come visita. Terminati tutti questi restauri, il castello nel frattempo era passato in gestione al Polo Museale del Piemonte con l'ultima riorganizzazione ministeriale ed è stato aperto al pubblico nel settembre del 2017 grazie a un accordo con il comune di Moncaglieri che si è fatto carico delle visite guidate che si sono protratte fino al dicembre 2018. Dopo un periodo di stasi, il castello è ora confluito nel sistema di valorizzazione integrata coordinata dal Consorzio delle Residenze Sabaude e dal 3 luglio finalmente di nuovo aperto al pubblico nel fine settimana e con le visite contingentate così come questa situazione sanitaria ci può permettere. E questa di oggi è quindi un'occasione in più per suggerire una visita a chi ancora non conoscesse il castello, una visita che non mancherà di essere ricca di suggestioni e di sorprese, nel percorrere degli ambienti interni di grande fascino, difficilmente immaginabili attraverso l'esterno, la visione esterna del castello, questa severa mole che ci appare. Quindi, fresca di questa avventura restaurativa, è stato per me un grande piacere essere coinvolta, essere chiamata a un'altra entusiasmante avventura, che è stata quella della pubblicazione del volume che il Centro Studi aveva avviato con il concorso dell'attivissimo Assessorato alla Cultura di Moncaglieri, saldamente guidato da Laura Pompeo. E questo grazie al lascito preziosissimo, al lascito testamentario di Mario Chianale, alla cui memoria appunto è stato dedicato il volume. Mi sono trovata dunque coinvolta come co-curatrice insieme ad Albina Malerba, a Gustavo Moladino Maglio e Andrea Merlotti nella composizione di questo corposo lavoro. Sono ben 422 pagine, dense di notizie, di cui moltissime inedite, ricchissime di immagini, tutte a colori, e che si qualifica ad essere un saldo punto nella storiografia del castello, ma non solo del castello. Ho anche potuto con piacere riprendere gli studi che avevo avviato per il restauro riguardanti l'appartamento reale e li ho mirati nel momento precedente l'arrivo di Domenico Ferri. Il volume si compone di 4 sezioni e raccoglie 26 saggi di riconosciuti studiosi, storici dell'arte, storici dell'architettura, architetti,
che coralmente hanno contribuito a ricostruire un excursus delle vicende del castello, della sua città, e che si snoda lungo 8 secoli. Completano il volume un'ampia appendice sulle famiglie notabili moncaglieresi fra XIII e XV secolo di Marco di Bartolo e Michelangelo Ferrero. È una preziosa bussola, così come ha definito Chiara Devoti nella sua recensione, giusto appunto nell'ultimo numero della rivista del Centro, il puntuale indice dei nomi curato invece da Andrea Maria Ludovici. E partiamo dalle sezioni. Nella prima sezione, dal Medioevo al Seicento, Cristina La Rocca, Enrico Lusso e Daniela Cereia raccontano con i loro saggi i tempi più lontani, quelli delle origini della città e del castello, fino al primo momento sabaudo con Yolanda di Savoia, vedova di Amedeo IX, negli anni 70 del 400, mentre Pierpaolo Merlin si spinge nella seconda metà del Cinquecento raccontando il ritorno dei Savoia dopo la pace di Cateau-Cambrésis, arrivando fino all'inizio del Seicento, nel momento in cui Cristina di Francia conferisce finalmente il titolo ufficiale di città per premiare la fedeltà dei moncaglieresi alla sua causa. La seconda sezione è dedicata al 6 e 700, i secoli d'oro del castello, e raccoglie 9 saggi. Al densissimo racconto storico, volto al cerimoniale e alla vita di corte in particolare, di Andrea Merlotti, che focalizza quanto Moncaglieri vada assumendo un ruolo preminente tra le ridenze di corte, seguono i saggi di Paolo Cozzo e di Elena Gianasso, che affrontano gli aspetti devozionali, sempre legati alla corte, soffermandosi il primo sull'organizzazione degli spazi religiosi all'interno del castello e la seconda sulla fondazione del monastero delle Carmelitane voluto dalla seconda Madama Reale. Mentre Rosanna Roccia ci analizza l'immagine della città dal celeberrimo Teatrum Sabaudie, Maria Vittoria Cattaneo, Luisa Berretti e Paolo Cornaglia si addentrano nel castello, dando conto rispettivamente del grande cantiere di rinnovamento seicentesco, delle scelte artistiche dei duchi Sabaudi per l'arredo e di 2 appartamenti in specifico, quello dei principi di Piemonte e quello dei duchi d'Aosta, che a fine Settecento risultavano i più aggiornati e alla moda nell'universo delle residenze sabaude, così come mostrano i tanti disegni bellissimi di Leonardo Marini e di Piacenza Randoni pubblicati a corredo del testo di Cornaglia. Con Giancarlo Comino invece ci spostiamo a Mondovì, nel Palazzo Vescovile, dove curiosamente sono finite le lacche del gabinetto cinese realizzato a fine Settecento per l'appartamento dei duchi d'Aosta e chiude questa sezione ancora Cornaglia documentando il giardino dalle fasi di impianto fino all'evoluzione ottocentesca. Altri 9 saggi compongono la terza sezione, dai re di Sardegna ai re d'Italia, aperta da Pierangelo Gentile, che fissa lo sguardo tra restaurazione e risorgimento e documenta la vita e anche la morte, a cominciare da Vittorio Emanuele I, nel castello che è diventato una casa e che da residenza di loisir assume anche il ruolo di educatorio dei principi, ma è anche un luogo politico, da cui Vittorio Emanuele II emana 2 proclami, come documenta il saggio di Giansavino Penevidari. Paolo Cozzo invece riprende qui il tema religioso devozionale, letto in chiave agiografica per una dinastia assurta alla corona, con qualche problema in sospeso, se così vogliamo dire, con la Chiesa romana, tratteggiando un accurato ritratto della Santa di Moncaglieri, quella sfortunata Maria Clotilde che si rifugia al castello dopo la separazione da Gerolamo Bonaparte. E il rapporto dei Bonaparte col nostro castello viene ripreso ancora da Andrea Merlotti nel vivace racconto delle complesse relazioni familiari di Clotilde e della figlia Maria Letizia.
Invece Paolo Cornaglia riprende il discorso sul castello soffermandosi sulla distribuzione degli appartamenti fra il XVIII e il XIX secolo, annotandone le trasformazioni, e al suo saggio fanno seguito gli approfondimenti sull'appartamento di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide, mio, di cui ho già detto, e quello di Lorenza Santa, che tratta invece in specifico gli artisti e gli artigiani bravissimi, veramente incredibili, di una bravura incredibile, che vi hanno lavorato. Ma il nuovo regno aveva anche la necessità di formare i suoi funzionari, e quindi Gustavo Mola di Nomaglio indaga sapientemente il tema dell'istruzione fra Ancien Régime e l'età contemporanea, narrando la nascita e il funzionamento del rinomato Real Castello, affidato ai padri Mardamiti nel 1838, le cui preziose collezioni scientifiche sono illustrate da Marco Galloni. E arriviamo infine all'ultima sezione, la quarta, il castello senza re, è la più contenuta delle precedenti. Tratta le sorti del castello dal 1926, che è l'anno della morte di Maria Letizia, l'ultima Savoia ad averlo abitato, ad oggi, dove Laura Moro, attuale direttrice del castello, traccia la storia del variare delle funzioni, da residenza reale a caserme, museo, narrando le azioni di tutela, i restauri fino ai giorni nostri, con un approfondimento di Lorenza Santa invece sulla dispersione degli arredi storici. Gianni Oliva invece si concentra sulle vicende legate all'insediamento dei carabinieri, a cui è affidata appunto la porzione più consistente del castello, mentre Lino Marara chiude il volume con una fascinosa descrizione, non solo naturalistica, del paesaggio che possiamo sicuramente definire culturale, in cui il castello è incluso. E con ciò io avrei terminato, sperando con questo racconto di avervi incuriositi, tanto da avervi stimolato la voglia di lettura del volume e la voglia di visitare o rivisitare gli appartamenti reali che l'ultima campagna di restauri ha reso ancora più seducenti. E con ciò vi auguro una buona giornata.